Allora, Presidente Zecchinelli, e le imprese, no? Qui in Veneto un mantra, no, dei detrattori del Veneto è sempre stato gli imprenditori veneti evasori, non pagano le tasse, dopodiché i dati hanno sempre dimostrato il contrario. I dati dimostrano il contrario, infatti il rapporto al PIL regionale, se poi confrontato con altre regioni, in realtà il Veneto è una regione virtuosa. Relativamente al tema del redditometro, chiaramente come imprenditore non mi sorprende, nel senso che noi come imprese siamo abituati a strumenti informatici di controllo, celebri gli studi di settore che già valutano la congruità dei redditi di un'impresa e poi la sua propensione alla possibilità di fare utili, e allo stesso modo strumenti come la fatturazione elettronica hanno reso tanto gli acquisti in ingresso quanto le vendite in uscita soggette ad un controllo incrociato estremamente semplice. Tra l'altro sono strumenti che diventano sempre più sofisticati. Peraltro poi tristemente si risolvono anche in un'ulteriore burocrazia che naturalmente pagano le imprese, perché chiaramente questo comporta aggiornamenti dei software gestionali piuttosto che chiaramente attività di formazione del personale. Il redditometro come strumento di controllo del reddito delle persone, ecco, prima Toaldo parlava del segreto di Pulcinella sull'evasione. In realtà il segreto di Pulcinella è che il fisco già non controlli in maniera molto accurata la congruità dei redditi delle persone fisiche. Qui chiaramente si sono dati evidentemente, insomma, adesso non ho avuto la possibilità di leggere questa proposta, ma insomma si danno degli strumenti che poi servono a superare anche degli ostacoli che erano relativi alla privacy della modalità con cui le persone spendono il denaro. È chiaro che tutto questo si ascrive alla necessità di recuperare del gettito fiscale, perché, e mi ricollego ancora a quello che diceva Toaldo, noi abbiamo preso 190 miliardi di PNRR, di cui 120 miliardi sono a debito, ma abbiamo preso quel livello perché era l'unica modalità con cui noi potevamo avere spesa pubblica. Perché di fatto oggi con i 3.000 miliardi che nel rapporto debito-PIL costituiscono praticamente il 140% del rapporto debito-PIL, siamo il secondo paese europeo, ma con questa, solo la Grecia ci precede insomma per livello di indebitamento, ma con questa dinamica di crescita del nostro debito ci troveremo nel 2028 a superare la Grecia, perché la Grecia arriveremo al 144% rapporto debito-PIL, mentre la Grecia sarà al 140% se manteniamo queste proiezioni. Quindi significa che sostanzialmente noi avremo probabilmente a giugno una procedura di infrazione per eccesso di debito post elezioni europee da parte della Commissione europea, e sarà necessario un aggiustamento, che è quello che preoccupa Giorgetti, di circa 10 miliardi, che non recupereremo con il redditometro comunque, quindi questo vorrei ampiamente rassicurare. Chiaramente questa è la situazione. L'Italia il gettito lo crea col sistema delle imprese, con il lavoro delle persone fisiche, e ovviamente ecco, questo è un altro aspetto. Bene, Presidente, allora, imprenditori eroi. Ci sono dei dati abbastanza oggettivi, perché la Banca Mondiale colloca l'Italia al 51esimo posto per la libertà e la facilità di fare impresa. 51esimo, quindi siamo l'ultimo sostanzialmente dei paesi occidentali. Tra l'altro, prima il professore parlava della stretta di mano, 111esimo paese per il rispetto dei contratti. Quindi praticamente i contratti in questo paese, qui abbiamo due avvocati, insomma, quindi infatti campiamo per quello. Sono una cosa abbastanza relativa. Tra l'altro, e si collega poi al tema precedente del redditometro, abbiamo un tax gap
all'interno dell'Europa che scontano le imprese italiane, perché il livello di tassazione, si diceva, è sostanzialmente il più alto d'Europa, ma tra l'altro questo poi attiene anche alla questione salariale, perché si parla spesso, insomma, dei salari bassi in questo paese, ma se noi applicassimo ai lordi salariali l'imposizione fiscale tedesca, otterremo immediatamente, d'emblée, adegueremo i nostri livelli salariali netti. Quindi questi sono dei temi centrali. È ovvio che in questo contesto fare impresa è estremamente difficile, perché si collega alla questione della produttività in Italia è estremamente bassa, anche per questioni relative al fatto che la spesa pubblica e la burocrazia è largamente improduttiva. Un euro speso in questo paese nel pubblico sostanzialmente invece di creare valore lo distrugge. Dopodiché ci troviamo di fronte a questi episodi corruttivi, dei quali è brutto parlare nel contesto della libertà e della competitività, no? Perché sembra che chiaramente rendere un sistema più competitivo porti ad aumentare e lasci più spazio alla corruzione. Certamente bisogna naturalmente attendere, come si diceva giustamente, l'esito dei processi, che peraltro durano decenni, quindi spesso gli imputati non vi sopravvivono neppure. Però è chiaro che poi ci sono delle cose qui, insomma, questi episodi corruttivi hanno anche delle caratteristiche un po' folcloristiche, insomma la vicenda di Toti ne ha molte, ma anche qui, diciamo, questa cosa che si pilotasse il televoto nell'ambito per il simbolo, nell'ambito di un sistema corruttivo. Oppure poi qui ho degli avvocati che magari sono più preparati, insomma qui si parla di una fondazione, quindi teoricamente di un ente privatistico, quindi la figura del reato della corruzione potrebbe poi, insomma, risultare non così solida, perché paradossalmente in questo paese la corruzione nel privato non esiste e forse magari andrebbe introdotta pure lì.